Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Il Catania in diretta, Telecolor si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva su territorio regionale 4 partite in trasferta dei rossazzurri per la stagione 2024-25, oltre alla differita delle gare di campionato. È giunta al porto di Licata la nave cisterna Ticino della Marina Italiana, rifornirà di acqua il territorio del comune stremato dalla crisi idrica. Oggi sit-in di protesta a Giardina Gallotti, frazione di Agrigento, dove l'acqua manca da un mese. Messina denaro e la pistola con la matricola uguale a quella del carabiniere. Il militare sostiene di averla acquistata dalla vedova di un medico. L'arma era stata trovata a casa di uno dei favoreggiatori del boss. Catania, il piano di raccolta cenere a Picanello lascia tutti scontenti. Dal comune le scuse ai cittadini, la quantità di polvere vulcanica nel quartiere superava di 3 volte le aspettative. I sacchetti restano però davanti alle case. Ultimo fine settimana di luglio, tra caldo e rincari, andare all'estero costa meno che venire in Sicilia. Molti i VIP arrivati a bordo dei loro mega yacht. Calciomercato, il Catania deve sfoltire la rosa e ingaggiare una punta. Il Messina costruisce quasi da zero, il Trapani vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la promozione. Ancora ben trovati e cominciamo il nostro telegiornale con una notizia che ci riguarda da vicino, che farà felici i tifosi del Catania Telecolor. Infatti si è aggiudicata i diritti per trasmettere free e in esclusiva su territorio regionale 4 partite in trasferta dei rossazzurri per la stagione 2024-25 e la differita delle gare di campionato. È un'offerta sportiva ampia che come sempre proporrà varie trasmissioni di anteprima, commento e analisi, ma ci fa il punto Marco Carli. Telecolor, la televisione dello sport e del calcio catanese. Nel corso degli anni la nostra emittente ha sempre raccontato le vicende del Catania e lo farà anche nella prossima stagione, come sempre e più di sempre. Telecolor si è infatti aggiudicata i diritti locali esclusivi del pacchetto dirette, differite e sintesi per la stagione sportiva 2024-2025 di Lega Pro. Dunque potrà trasmettere in diretta e in esclusiva in chiaro sul territorio regionale 4 partite in trasferta del Catania nella stagione regolare e la differita integrale di ogni gara del campionato dei rossazzurri. Un altro importante investimento della nostra azienda, che ha sempre creduto nell'informazione sportiva e nel lavoro della redazione da decenni, capaci di raccontare il Catania da vicino, testimoniando una leadership nel panorama televisivo sportivo siciliano. L'ultimo esempio in ordine di tempo è stata la splendida cavalcata di 2 anni fa, vissuta e narrata live dal primo all'ultimo minuto. Le 4 dirette in esclusiva e le differite arricchiscono un'offerta variegata che comincia il giorno della partita con diretta stadio. 3 ore in diretta con le informazioni del prepartita, i collegamenti dallo stadio e le interviste del postgara. Lunedì i consueti 2 appuntamenti con anteprima corner dopo il telegiornale del pranzo e in prima serata la storica trasmissione Corner che da anni ospita il commento e le considerazioni che emergono a 24 ore dall'evento sportivo. Il venerdì alle 14.30 poi spazio all'anteprima con preview che da quest'anno cambia orario. Insomma, lo sport e il calcio fanno rima con Telecolor. Non resta che aspettare il 25 agosto con la prima giornata di campionato da seguire insieme a noi, come sempre e più di sempre. E dopo questa notizia ci occupiamo adesso dei problemi e certamente tra tutti emerge la crisi idrica nell'isola. Nel pomeriggio è arrivata al porto di Licata la nave cisterna Ticino della Marina Italiana che rifornirà di acqua il territorio licatese. Intanto, sempre nel territorio agrigentino, continuano le proteste dei cittadini. Abbiamo seguito quella di Giardina Gallotti, frazione di Agrigento, dove pensate che l'acqua manca da un mese. Davide Sardo. Ecco la nave cisterna dei miracoli, la Ticino della Marina Italiana, approdata al porto di Licata per attenuare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. Ha scaricato nelle condutture di Licata 1200 metri cubi d'acqua, l'equivalente di 120 autobotti. Il comune nel frattempo utilizzerà le proprie risorse per rifornire altri centri della zona colpiti dalla crisi. È un primo quantitativo di acqua che non risolve il problema, ma lo allieva notevolmente, quindi speriamo e riteniamo
l'interlocuzione che abbiamo avuto è questa, che è una prima fornitura di una, speriamo, non lunga serie. Abbiamo saputo che c'è stato bisogno e c'è bisogno di noi in queste zone della Sicilia e quindi siamo stati pronti a rispondere alla chiamata della Protezione Civile e continueremo a dare supporto alle istituzioni e alla città in considerazione delle esigenze che verranno rappresentate dalla Protezione Civile. La provincia agrigentina è stretta sempre più nella morsa della crisi idrica. A Giardina Gallotti, frazione di Agrigento, i residenti, tra cui molti agricoltori, sono disperati. Non vi è traccia di acqua da quasi un mese. I cittadini si aggrappano all'unica fonte di approvvigionamento, la fontana pubblica all'ingresso del paese. Qua c'è una fila interminabile e non possiamo recuperare quella che ci basta anche per lavarci. A casa mia a mondo aperto non arriva da 37 giorni. E venerdì prossimo 2 agosto Agrigento sarà ancora in piazza per manifestare contro la grave e perdurante crisi idrica. Per il caldo e il cambiamento climatico scatta in anticipo la vendemmia 2024, mai così precoce. Siamo stati nel Palermitano e abbiamo assistito alle prime operazioni di raccolta dell'uva. Il servizio è di Marco Gullà. Siamo ancora a luglio eppure la vendemmia è già iniziata. Un anticipo di circa 2 settimane, un record per alcune zone come nei territori di Menfi dove già si vendemmia Pinot Grigio e Chardonnay. Un inverno e una primavera caldi, privi di piogge, hanno promosso un precoce germogliamento e di conseguenza un'anticipazione di tutte le fasi fenologiche e fisiologiche della vite. Qui siamo a Contessa Entellina nel Palermitano e come vediamo la vendemmia è iniziata in anticipo ed è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni. Cominciano le prime operazioni sulla vendemmia 2024 partendo dalla Sicilia. A causa del cambiamento climatico registriamo un anticipo che va fra i 10 e i 15 giorni, ma ci aspettiamo una grande qualità delle produzioni e speriamo anche di avere una discreta quantità per poter essere competitivi sui mercati nazionali e soprattutto su quelli internazionali. Per l'annata 2024 è stimato un aumento intorno al 10-15% rispetto alla precedente annata, ma un calo fisiologico rispetto a una media ottimale. I vitivinicoltori in Sicilia si rivelano capaci di governare la siccità grazie all'utilizzo di porta innesti innovativi e all'uso di prodotti naturali detti corroboranti. Cerchiamo di adattare al nuovo microclima tecniche colturali che preservino la vegetazione, i rappoli sono sani, perfetti, quindi avremo sicuramente un'annata in termini di qualità buona, per non dire ottima, le rese ovviamente molto più basse. Dopo il via nella Sicilia occidentale con la raccolta della base spumante, la vendemmia proseguirà con le varietà internazionali come lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc. Un 47enne di Catania ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes classe A, ed è morto in un incidente stradale sull'autostrada A20 nei pressi dello svincolo di Milazzo in direzione Messina. Un'altra persona che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto la Polstrada per accertare la dinamica e gestire il traffico. Ed è stata eseguita questo pomeriggio al Policlinico di Catania l'autopsia sul corpo della donna catanese trovata impiccata a Fondachello di Mascali all'interno di un appartamento di villeggiatura preso in affitto con il marito. Inoltre saranno eseguiti esami istologici e tossicologici per un esame completo e totale sulle cause del decesso della 38enne. Il referto, redatto dal medico legale il professore Cristoforo Pomara, incaricato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Regolo, dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane. La donna, la sera prima del ritrovamento del corpo, aveva avuto una lite col marito che aveva lasciato l'abitazione e subito dopo la scoperta è stato sentito per diverse ore come testimone nella caserma dei Carabinieri. Gli inquirenti, oltre al suicidio, non escludono la pista dell'omicidio. Proseguono le indagini degli investigatori sull'arma clonata rinvenuta nell'abitazione di Giuseppe Di Giorgi a Mazzara del Vallo. L'uomo arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul ritrovamento dell'ultimo covo di Messina Denaro. Interrogato il carabiniere in servizio alla DIA di Trapani che ha un'arma con la stessa matricola di quella scoperta nel covo di Mazzara e il carabiniere ha detto l'ho acquistato appunto dalla vedova di un medico, Laura Spanò.
Emergono nuovi particolari sull'arma rinvenuta nell'abitazione di Giuseppe Di Giorgi, l'uomo arrestato la scorsa settimana da polizia e carabinieri nell'ambito dell'indagine sulla scoperta dell'ultimo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro a Mazara del Vallo. L'arma ha la stessa matricola della pistola di un carabiniere in servizio alla DIA di Trapani, ma non si tratta dell'arma d'ordinanza. Il carabiniere, che in passato ha prestato servizio a Marsala, ha raccontato nel corso dell'interrogatorio di aver acquistato l'arma dalla vedova di un medico che in punto di morte aveva espresso alla moglie la volontà di cedere la pistola, una Walther semiautomatica, ad appartenenti alle forze dell'ordine o comunque a persone selezionate. Il carabiniere ha anche sostenuto di non avere mai prestato la pistola a nessuno e di non averne mai denunciato lo smarrimento. L'arma, perfettamente funzionante con un proiettile in canna appartenuto al capomafia, trovata nascosta nella cabina armadio dell'abitazione di Giuseppe Di Giorgi a Mazara, è ritenuta un clone, mentre falsa viene ritenuta la versione di Di Giorgi, che raccontate di avere trovato la pistola in un borsello abbandonato per strada. Intanto il GIP di Palermo ha convalidato il fermo dell'uomo indagato insieme alla moglie e al cognato. Nei box attigui delle due famiglie è stato scoperto un appartamento che secondo gli inquirenti sarebbe stato a disposizione di Messina Denaro. La Procura di Marsala ha chiesto rinvio a giudizio di 11 persone, tra cui 3 funzionari del comune di Mazara del Vallo, coinvolte in una indagine del comando provinciale della Guardia di Finanza. I reati contestati, corruzione e appalti truccati, sarebbero stati commessi nell'ambito delle procedure di affidamento ad alcune imprese di lavori e servizi per la manutenzione della rete idrica e statale. E adesso andiamo a Catania, la città è sempre alle prese con la cenere vulcanica. Andiamo nel quartiere di Picanello, dove il piano di pulizia che era appunto stato programmato dal comune di Catania ha lasciato scontenti praticamente tutti. Sentiamo Angelo Gagliano. Il giorno 23 dovevano venire a puliziare la strada. E abbiamo messo le macchine noi e venivano per togliere le macchine e non sono venuti il 23. L'operazione pulizia dalla cenere nel quartiere Picanello a Catania lascia tutti scontenti. Il sentore di qualcosa che non è andato come previsto ci arriva come un'ondata nelle dichiarazioni di molti cittadini che lamentano di non aver ricevuto l'attesa visita delle macchine per lo spazzamento meccanico delle strade. Io ho spazzato il mio lato e poi l'ho cimolato l'altro lato. Abbiamo avuto anche disagi a parcheggiare le macchine altrove, ma non abbiamo avuto nessun esito positivo a togliere questa sabbia davanti ai propri ingressi. Gli avvisi del comune, posizionati un po' ovunque, lasciavano presagire una certa pianificazione oraria, dalle 20 del 23 luglio alle 4 del 24, con step per zone che partivano dalle 22 o dalle 24 e sempre fino alle 4 del mattino. E in effetti in molte vie del quartiere i mezzi sono passati, ma è difficile cogliere la differenza. Tirano da un lato e la buttano dall'altro lato, forse dall'esterno, da un tubo di scappamento, non lo so, perché la polvere che c'era non si vedeva neanche a 1 millimetro di distanza. No? Rimasta sporca, l'hanno fatto pulita. Come l'hanno fatto? C'è tutta la terra, se voi passate lo vedete. Intanto l'amministrazione del comune di Catania in un comunicato si scusa con i cittadini per i disservizi. La quantità di terra prelevata, si legge, è stata molto di più di quella stimata. Nella sola notte di giovedì raccolte a Picanello più di 60 tonnellate nei perimetri centro, più 15 tonnellate al nord. I sacchi raccolti giovedì in centro ammontano a circa 50 tonnellate. Si attende la riprogrammazione, laddove il cronoprogramma non è stato rispettato. E tutto questo in una città, Catania appunto, che si prepara ad agosto a celebrare la festa di Sant'Agata d'estate. Oggi è stato comunicato il piano con una serie di osservazioni che richiamano ancora una volta il cittadino a un senso di responsabilità nei confronti della propria città. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Agata, insegnaci a pregare Dio come hai fatto tu. Questo è il motto della festa d'estate della patrona di Catania, che ci introdurrà all'anno santo dedicato proprio alla preghiera. Il 17 agosto si celebra il ricordo del ritorno delle reliquie in città da Costantinopoli, ma che per i fedeli, ha detto l'arcivescovo, deve costituire un ritorno alla fede in Cristo, a una devozione alla santa più profonda e a una qualità di vita maggiore. E ancora una volta Monsignor Renna, in sintonia con il primo cittadino nel presentare le linee guida della festa, richiama tutti al senso di responsabilità nei confronti della città. E deve essere per noi l'occasione per ritornare a ciò che è più autentico nella nostra vita, la fede, il senso di responsabilità nei confronti del nostro prossimo
e anche il senso di responsabilità nei confronti di una città che ha bisogno sempre più che siano rispettate determinate regole. Catania alle prese ancora con la cenere vulcanica e con il fenomeno dei rifiuti gettati senza rispettare la differenziata. Il sindaco, in modo provocatorio, aveva perfino accarezzato l'idea di non far uscire Sant'Agata e chiedere alla Chiesa di annullare le processioni. Perché mi vergogno di fare vedere la nostra Santa come la città. L'abbiamo detto già l'anno scorso, lo ripetiamo quest'anno. Non ha senso manifestare la devozione nei confronti della Santa se poi non si manifesta rispetto per la città protetta da Sant'Agata, altrimenti è solo ipocrisia. Quest'anno la festa d'estate di Sant'Agata ci proietta all'Anno Santo che si aprirà a dicembre. Il 29 in cattedrale a Catania alle spoglie di Santa Lucia a ricordarci il valore del pellegrinaggio. L'arcivescovo invita a riflettere sulle parole del Padre Nostro che costituiscono un programma di vita. Tra i progetti il restauro della cappella di Sant'Agata e tra gli eventi culturali la visita guidata in cattedrale dal titolo Il dettaglio silenzioso il 9 e 10 agosto. Adesso ci fermiamo per una pausa e nella seconda parte del telegiornale ci occuperemo dell'ultimo fine settimana di luglio che ci apprestiamo appunto a vivere tra partenze, caldo, prezzi elevatissimi e tanti VIP in Sicilia. Seconda parte di Sicilia 24. Andare all'estero costa meno che fare le vacanze in Sicilia. Nonostante tutto però la regione si conferma tra le mete più gettonate. Ad apprezzarla anche molti VIP che sono arrivati a bordo dei loro grandi yacht. Francesco Aloi. C'è chi parte e c'è chi torna. Sono giorni di grande traffico negli aeroporti siciliani. Ultimo weekend di luglio e la nostra regione è piena di turisti. Le bellezze attraggono sempre, anche in un periodo in cui la carenza idrica la fa da padrone. Un'estate che conferma la Sicilia sicuramente in vetta tra le destinazioni turistiche nazionali. Una Sicilia che riscontra anche in questo mese di luglio che sta per ultimarsi un buon appeal da parte del turismo non solo nazionale ma soprattutto internazionale, straniero. Sono sempre le città d'arte le più gettonate: Catania, Palermo, Siracusa, senza dimenticare Agrigento e Taormina. Boom di turisti, anche se qualcuno ha rinunciato per il caro voli, che torna puntuale ogni anno. Un paradosso, andare all'estero costa meno che spostarsi in Italia. Quest'anno abbiamo che sta andando alla grande Sharm el Sheikh, poi a seguire le isole greche con Rodi e Creta, la Tunisia e Malta. Ma il caro prezzi non scoraggia certamente i VIP. Mr. Facebook, Zuckerberg, con il suo mega yacht da $300 milioni è a Palermo. Nelle acque siciliane c'è anche la casa galleggiante del calciatore David Beckham, che ha scelto Vulcano, stessa destinazione di Ultimo. E così c'è chi va a caccia di VIP per uno scatto da pubblicare sui social, in una calda Sicilia che fa impazzire tutti, naturalmente anche per il meteo. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di una trasmissione televisiva diventata un po' culto tra falò, tentazioni e ascolti alle stelle. Si è appena conclusa l'ultima edizione di Temptation Island, protagonista anche una coppia di giovani catanesi. Sentiamo Eva Spampinato. Produce una infinità di meme e commenti sui social, costringe la Rai a spostare il programma di Alberto Angela, cicerone della cultura italiana, che nulla può di fronte a Temptation Island. Non è più che uno specchio sulla realtà, è uno specchio sullo stereotipo che la programmazione televisiva ha nei confronti dei rapporti uomini e donne. Non bisogna dimenticare che essendo un prodotto televisivo, come è giusto che sia, ha una curata operazione di casting. Questa condizione appunto di manipolazione nasce da una difficoltà da entrambe le parti. Dal punto di vista psicologico la difficoltà sta nell'autostima, nel senso di autoefficacia percepita che comunque è molto carente, quindi ciò che dobbiamo supportare nelle nuove generazioni è sicuramente. Ci fermiamo ancora e subito dopo la pausa il calcio con le siciliane DC e il loro mercato. E subito il calciomercato di C con Marco Carli.
Obiettivo sfoltire, l'ha ripetuto più volte negli ultimi giorni Fagiano parlando del mercato del Catania. È un po' il risultato dei tanti ingaggi della stagione scorsa, soprattutto della rifondazione di gennaio. Fra i nomi caldi per le cessioni, Cicerelli verso la Ternana in prestito e Ladinetti candidato a partire nuovamente dopo i 6 mesi al Taranto della stagione scorsa. E poi c'è la questione punta con i nomi che circolano da Inglese a Merola, da Gomez a Lescano. Intanto i rossazzurri preparano la seconda uscita stagionale di Assisi con il Montegranaro. Al Messina, il centro di ogni estate risiede sempre nelle volontà di Sciotto. Il fondo americano con cui c'è stata la trattativa più lunga per la cessione del club avrebbe tempo, fino al 30 luglio, per esercitare una sorta di diritto di prelazione. Ma la sensazione è che l'affare sia molto difficile. Sciotto vuole infatti mantenere il 20% delle quote continuando a gestire l'aspetto tecnico e, a quanto trapela, gli americani non sarebbero disponibili ad accontentarlo. Intanto prosegue il ritiro di Zafferana, c'è il giovane bomber Anatriello, scuola Bologna, si stanno allenando e sono vicini a chiudere un accordo anche l'attaccante Tilli e il difensore Marino. Lia è vicino alla conferma, aggregato al gruppo anche il portiere Landi, mentre proprio per la porta ha firmato Curtosi. Se a Messina si prova ad imprimere un'accelerata, Trapani non ne hanno bisogno a quanto pare, viste le ambizioni di Antonini, che ha già concretizzato vari colpi. Dovrebbero arrivare altri 5 acquisti, un esterno difensivo e uno d'attacco, un altro portiere, un centrocampista e un difensore centrale, per fare della neopromossa una possibile protagonista del torneo. Il telegiornale finisce qui, a tutti grazie per l'attenzione, buona serata.